Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Aspetta. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo, ma dove mi hai portato Lele in questo Natale? Siamo nel centro storico della meravigliosa città di Vicenza, che si è preparata per queste feste in maniera elegantissima e allegrissima. Siamo pronti a scoprire questa città sensazionale? Sì! Andiamo! Sì! Via! Benvenuti a Vicenza, siamo sulla terrazza della Basilica Palladiana davanti a Piazza dei Signori, la piazza più bella e più importante della città. Questa puntata della Raccola è l'occasione per invitarvi a venire in città in queste feste natalizie. La città ha fatto di tutto per essere accogliente, dal videomapping sui palazzi di Piazza dei Signori alla cascata di luce, alle luminarie, ai mercatini che animano le piazze del centro storico. Insomma, da un lato è un viaggio nella storia, perché il centro storico di Vicenza è stato plasmato da Andrea Palladio nel 1500, e dall'altro è un'esperienza da vivere oggi, perché l'effetto delle luci di illuminazione che riscalda tutte le vie del centro storico rinascimentale di Vicenza è un effetto magico e che sta appassionando i vicentini e i turisti. E poi magari fare un salto proprio qui in Basilica Palladiana, dove è in esposizione l'Olimpichetto, che è questa riproduzione in scala quasi 1:1 del Teatro Olimpico, il teatro coperto più antico del mondo, insieme a tante altre mostre che animano i palazzi del centro storico. Come vi dicevo, è un Natale, sono feste assolutamente speciali, particolari, e Vicenza non vede l'ora di accogliervi. Hai visto? Oh, ci sediamo un secondo, che dici? Sì. Bello questo. Ma dove siamo precisamente? Praticamente siamo all'interno degli spazi della Basilica Palladiana. E questo è un locale storico della città, il Bar Borsa, che evoca... Grazie. Grazie Giada! Buon caffè. Grazie mille, Per grazie. cominciare bene la giornata. Grazie. Grazie Giada. Dicevo che il nome stesso evoca l'utilizzo di questo luogo che fu appunto progettato da Andrea Palladio, quindi l'edificio civico più importante della città, dove c'era anche l'economia che girava attorno a queste pietre, e quindi Per quello si chiama così. Bar Borsa. Quindi è un ristorante, è un locale per aperitivi e un cocktail bar. E dovete sapere che qui c'è un fittissimo calendario di musica
jazz, che ormai è un po' difficile da trovare in Un po' di giro. nicchia. Quindi, se sei d'accordo, immersi nel piacere dell'arte con questo Buon caffè. buon caffè, io raggiungo la terrazza della Basilica alla scoperta di questa città davvero magica, straordinaria, che rientra nella lista dei patrimoni dell'UNESCO. Io vado a fare il baccalà. Sono davvero contento di passare il Natale in questa città così bella, così splendente. Mi trovo sulla terrazza della Basilica Palladiana di questa antica città. Pensate, in epoca paleo-veneta si chiamava Berga, nome che poi è rimasto anche a indicare il teatro romano, di cui purtroppo non rimane ad oggi nulla. Vicenza è stata fondata alla confluenza di due fiumi, il Bacchiglione e il Retrone, una zona molto umida, però che permetteva il traffico fluviale. Il suffisso Veic trasforma la città in Vicezia. Veic è un termine antico che indica l'aggregazione di una comunità, quindi un villaggio. È stata dominata poi da Roma e nel 49 a.C. diviene municipium. Inizia a crescere come città, alcuni resti ancora sono visibili. Il foro romano, ad esempio, si conserva sotto l'attuale Palazzo Trissino e alcune importanti domus nobiliari si trovano sotto alla costruzione del Duomo della città. Devo dire che poi lo sviluppo importante avvenne con l'arrivo di Venezia dopo un periodo di dominio scaligero, e siamo nel 1414. Da là esplode la bellezza, l'economia di questi luoghi che guardano alle pianure ma sono circondate da questa corona di colline lussureggianti. La bellezza di questo centro storico è opera anche del grande architetto Andrea Palladio, nato a Padova, ma che ha potuto lavorare e studiare in questa città grazie al supporto del nobile Trissino. Quindi il centro storico di Vicenza, patrimonio UNESCO, è disegnato da questa mano, da questa mente che ha esportato il classicismo un po' in tutto il mondo. Ora andremo alla scoperta del Natale vicentino e lo faremo anche all'interno di questo capolavoro dell'architettura che è la Basilica Palladiana, dove ci aspetta un teatro davvero particolare. Questo è il loggiato della Basilica Palladiana, che fu costruita nel 1549, un enorme lavoro di ristrutturazione compiuto dal grande Palladio, con questo gioco di logge e serliane in pietra bianca che hanno creato uno dei simboli della città di Vicenza, che purtroppo a fine della Seconda Guerra Mondiale il fuoco degli alleati distrusse molti dei monumenti, tra cui anche la copertura di questa basilica, che è davvero caratteristica perché è una carena rovesciata di una nave. All'interno di questa struttura è ospitato l'Olimpichetto, perché dopo i bombardamenti Vicenza resta pressoché senza teatri, e qui ci fu la grande intuizione di Salvini, ma ci racconterà tutto Ilaria. Io ringrazio immensamente Ilaria per questa opportunità offertami da te, dall'amministrazione comunale di Vicenza,
perché siamo all'interno di un luogo così importante, direi per tutta l'Italia, che è la Basilica Palladiana, dove si trova questo capolavoro. Il concetto è importante, lo ribadiamo in questo contesto, però siamo sul palco dell'Olimpichetto. Cosa rappresenta per voi vicentini questa struttura? Rappresenta proprio Vicenza che va nel mondo, nel senso che l'Olimpichetto, che è una riproduzione quasi in scala 1:1 della scenografia, sia della frontschene che delle prospettive della scenografia del Teatro Olimpico di Vicenza, nasce nel 1948 per un'idea visionaria e meravigliosa di quello che era il regista e il produttore dello spettacolo che nel 1948 riapre il teatro vicentino dopo i bombardamenti. E l'idea appunto di questa scenografia era di portare Vicenza nel mondo, ma anche il Palladio, e soprattutto di portare un cast pazzesco. Quindi hanno viaggiato attori incredibili come Gassman, Manfredi, Susanna Egri, Bice Valori, quindi un cast meraviglioso che ha portato spettacoli e Vicenza appunto in tutto il mondo. Il concetto che mi piace molto è che in questo momento storico l'Olimpichetto è visitabile, ma soprattutto è Palladio nel Palladio. Quindi è una cosa davvero particolare, è come se all'interno di questo spazio magicamente l'UNESCO sia totalmente rappresentato. Assolutamente, è bellissimo infatti, e anche una cosa che si vede per chi verrà, per i visitatori, anche da dentro. Il dialogo si percepisce perché si vede l'Olimpichetto e attraverso le finestre che abbiamo deciso di aprire si vede anche il colonnato esterno della basilica, quindi è un dialogo proprio vicinissimo ed è anche un'operazione in realtà filologica, se vogliamo, nel senso che prima della nascita del Teatro Olimpico di Vicenza non c'erano altri teatri in città e la basilica veniva utilizzata con delle scenografie effimere, come in questo caso, per delle rappresentazioni teatrali. L'ingresso è gratuito, nel senso che si paga l'ingresso al monumento per chi non è nato o residente in città, esatto, e in provincia, Vicenza e provincia, altrimenti appunto si paga soltanto l'ingresso al monumento, perché fa parte di un ciclo di 3 anni che abbiamo costruito sì con la volontà dell'amministrazione, ma tanto grazie ai nostri sponsor e soprattutto a Intesa San Paolo, che ci ha permesso per 3 anni di fare un regalo alla città. Quindi i cittadini entrano in basilica, trovano in questo caso un capolavoro immenso e la sua storia, la sua tournée, appunto di ingresso gratuito, e non solo, perché ci saranno una serie di eventi, di concerti, di rassegne appunto abbinate all'Olimpichetto. E poi abbiamo un curatore, Ivan Stefanutti, che è un regista, uno scenografo conosciuto a livello nazionale e internazionale, che si è occupato di recuperare appunto tutti i pezzi di questa storia per poi poterla raccontare al meglio, raccontare appunto questa tournée. E la cosa più bella è che abbiamo anche una testimone di questa magnifica tournée del 1948, Susanna Egri, una danzatrice famosa in tutto il mondo, che nel 1948 è stata proprio a Londra e danzava e raccontava appunto Edipo assieme a Vittorio Gassman, e quindi lei probabilmente verrà anche a salutarci in mostra, ma soprattutto ci ha lasciato un messaggio e una testimonianza meravigliosa dove racconta la tournée di quegli anni ed è disponibile in mostra. Immaginiamo di osservarla mentre danza su queste assi davanti a questo proscenio che è davvero unico al mondo. Che dici? Ci sto. In una casa del 1700 il signor Osvaldo Boscolo ha un'idea. Negli anni 70 crea una cosa che ancora non esisteva. Crea una gastronomia, il ceppo. Cara Ivana, figlia di Osvaldo, perché il ceppo? Il ceppo è un nome semplice, è un nome corto, ma è un nome che ha un grande significato. Mio papà ha voluto attribuirlo come lo strumento che serviva per tagliare la carne, il salame, la nostra soppressa vicentina, ma è anche fonte di vita, la vita che rinasce e si rigenera. Il ceppo, gastronomia bistrò consigliata dalla confraternita del baccalà.
Venerabile confraternita del baccalà alla Vicentina. Chiedo scusa, quindi se la venerabile confraternita del baccalà vi consiglia, ci sarà un motivo, perché? Perché noi rispettiamo proprio la ricetta che è stata approvata dalla venerabile confraternita del baccalà alla Vicentina. Che ora tu mi svelerai, vero? Con molto piacere. Sono felicissimo. Cominciamo? Cominciamo. Vai. Allora, si parte dallo stoccafisso. Lo stoccafisso arriva direttamente dalla Norvegia, dalle isole Lofoten. Arriva duro, arriva secco. Bisogna batterlo. La battitura si fa in questo modo. Si cerca di rompere le fibre alla pesce bastone, che è particolarmente... Per quello viene battuto. Per quello viene battuto. Oggi noi utilizziamo un batticarne, ma esistono degli strumenti meccanici molto più all'avanguardia che permettono la rottura delle fibre con molta più facilità di come farai tu adesso. Le macchine sono più pratiche, ma il batticarne manuale è più divertente. Vai. Quindi batto. Batti. Batto. Poi il pesce viene messo in ammollo per 3 giorni, acqua corrente. Una volta che viene liberato dell'acqua bisogna deliscarlo Con la pinzetta. con la pinzetta e con le manine. Bisogna togliergli parte della pelle e questo è il risultato. E voilà. E voilà. Da qui? Da qui prendiamo una pirofila, Ok. ci metti dell'olio d'oliva, Olio d'oliva. Un filo. vai, bagna tutta la pirofila di olio di oliva. Oh, miseria. Puoi caricare il baccalà bagnato, Così. sì, Ok. Bagnato, senza pelle e senza spine. bene. Trito di cipolla ed acciuga, mettiglielo sopra, una bella dose. Adesso lo inforneremo. Mi raccomando, Ivo, forno non particolarmente alto. Perfetto. E poi Andiamo ad assaggiarlo. è arrivato il momento dell'assaggio. Sei pronto, Ivo? Spero proprio di sì. Ecco. Non vorrete mica brindare senza di me? È arrivata Maria Giovanna! Un'altra figlia di Osvaldo, quindi il ceppo gastronomia e bistrò, una garanzia da 50 anni qui a Vicenza. Un brindisi? Buone feste! Nicola, è un piacere trovarti nel cuore storico della città di Vicenza, nella via principale, la via più antica, che è sempre stata la strada del commercio di Vicenza. Beh, è un piacere mio anche camminare assieme a voi raccontandovi quello che sta succedendo nel centro di Vicenza durante queste feste natalizie. Il centro si sta sempre di più riempendo e la cosa positiva che ho trovato soprattutto negli ultimi tempi è questa rifioritura di alcuni locali che momentaneamente erano sfitti. Quindi vuol dire che Vicenza è ancora una città molto interessante con il suo centro storico
e soprattutto nuovi locali che vanno a toccare delle merceologie che in questo momento stanno tirando di più, quindi il food and beverage, però anche il ritorno dell'abbigliamento. Quindi stanno arrivando notizie positive in un quadro che è un po' particolare come in tutte le città d'Italia, però ripeto, grande interesse per Vicenza che finalmente sta ritornando a essere quella di una volta, quindi si sta apprezzando sempre di più il consumare in maniera diretta nei negozi di vicinato e di prossimità. E c'è anche un occhio di riguardo nei confronti delle nuove generazioni. Ma le nuove generazioni sono il futuro. Noi abbiamo visto che tramite un sistema che va a analizzare anche le presenze all'interno delle mura duecentesche che i giovani rappresentano il numero più importante a livello di presenze durante la sera dalle 9 in poi, quindi l'obiettivo è riportarli anche nelle ore diurne per dare loro la possibilità di conoscere meglio i negozi del centro storico e perché no consumare. Nicola, com'è vivere e lavorare a Vicenza? Ma è sempre bello, entusiasmante, ci sono tante cose da vedere, da scoprire, abbiamo la Basilica Palladiana, abbiamo il Teatro Olimpico, abbiamo tanta cultura, ma abbiamo anche tante persone che hanno voglia di rimettersi in gioco e di trovare nuovi spazi anche nel commercio, per cui noi come associazione siamo molto vicino a loro proprio per dare nuove visioni e nuove anche opportunità. Io approfitto di questo momento per fare a te e a tutti i commercianti gli auguri di buone feste, poi li incontrerò a fine viaggio nella stupenda location che è la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, in cui prenderemo tutti insieme. Io ti ringrazio e ti auguro davvero buone feste e buon anno. Grazie, buone feste e buon anno anche a voi, a tutti, e buon anno direi ai miei colleghi, ma soprattutto alle tante persone che verranno in centro storico e consumeranno, anche perché, ripeto, io sono dell'idea che se si vuole avere una città viva occorre anche in qualche modo essere partecipi di questo successo comprando nei negozi del centro storico. Grazie Nicola. Bene, grazie a te. Sono nello spazio della chiesa di Santa Corona, nel cuore storico della città, costruita nel 1261 per un motivo. A un certo punto nel Medioevo il beato Bartolomeo da Breganze riceve in dono da Luigi IX di Francia una spina della corona di Gesù Cristo. Venne portata a Vicenza e qui conservata in una cappella. Questa è una delle chiese più importanti del Veneto, importante per il valore spirituale, ma soprattutto per l'aspetto artistico. Ha la tipica struttura delle chiese degli ordini cistercensi,
quindi a croce latina con alto transetto. È sempre stata una chiesa domenicana, con addirittura un ampio chiostro e un convento che oggi è un museo. Ciò che mi colpisce su tutto all'interno di questa chiesa è la spettacolarità di alcune opere. Intanto la cappella Valmarana, che fu commissionata da questa importante famiglia commerciante e nobile, ad Andrea Palladio, che racchiude in uno piccolo spazio tutto il suo pensiero e stile che lo ha fatto grande nella storia dell'arte e dell'architettura. Poi c'è un'opera quattrocentesca dove è raffigurata per la prima volta una sorta di fotografia del tempo della città di Vicenza, e abbiamo Paolo Veronese nel suo momento più alto, tanto che quest'opera è appena rientrata dal Museo del Prado, dove si vede la Madonna con all'esterno una sorta di struttura, un cantiere forse, che rappresenta la capanna della Natività, ma alle sue spalle una grande colonna. Questa è la solidità della chiesa e l'importanza della Vergine Maria. Poi i colori di Paolo Veronese, e si dice che l'uomo che si vede guardando verso sinistra con la barba sia il committente di quest'opera, che è del 1573. L'altare è magnifico, un lavoro di intarsio di piccole pietre marmoree che ricostruisce proprio la storia del beato che riceve la spina della corona, ma soprattutto alle mie spalle una delle più importanti opere dell'arte rinascimentale italiana, il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, dipinto nel 1501. Perché è così importante? Per il trionfo del tonalismo, per la verticalità tipica di Giorgione e di Cima da Conegliano, ma soprattutto perché ci restituisce un Cristo quasi in sofferenza al momento del battesimo. Ci accoglie con questo sguardo triste, direi, in cui sta annunciando a noi tutti la sua passione. Lo stesso volto di San Giovanni Battista è sconfortante per certi versi, oltre al colore tipico della pittura venta che è trionfante. Il messaggio è: attenzione, io mi sto donando a voi, perché voi a un certo punto non vi donate a me? Guardate che cedro dell'Himalaya, un albero monumentale. Cedrus deodara, da kedros, dal greco, albero dalla resina profumata. Deodara dal sanscrito, devu daru, devu dio, daru albero, quindi albero degli dei, a sottolineare la sacralità del suo legno col quale venivano costruiti templi e oggetti sacri. Probabilmente il nome deriva dal fatto che il suo habitat naturale è tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine, quindi verso il cielo, vicino al cielo. Col suo legno, se distillato, si otteneva un olio, l'olio di cedro, che veniva usato per imbalsamare i corpi dei defunti ed usato anche per conservare i libri, perché se spalmato su di essi li conservava nel tempo. Dire che un libro era degno di cedro significava dire che il libro era veramente importante. Questa specie è pendula, ha
i rami che volgono verso il basso, un po' come il salice piangente. In realtà non sta piangendo, sta conservando, sta preservando, sta proteggendo. Ed è per questo che ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Io sono davvero contento di essere con due nuovi amici nel cuore storico della città di Vicenza. Sono con Daniele, che è il gestore di questo bellissimo locale, e con Gianluca, che è il presidente della FIPE Vicenza e Provincia. Vero? Bravissimo. Giustissimo. Ottimo. Siamo qui perché Vicenza ha molto da raccontare dal punto di vista gastronomico e non solo, però insomma tutta l'arte da cui siamo ammantati in questo nostro viaggio poi la ritroviamo anche nei piatti, nei vini che voi proponete come esercenti e ristoratori. Intanto chiedo a Daniele, detto Biasio, vero? Perché il locale è da Biasio, a pochi passi dalla Basilica Palladiana, e ti chiedo insomma quanto è bello lavorare qua in primis. Tantissimo. E ci hai preparato due piatti della tradizione che si fa in molte cose, per esempio? Allora abbiamo fatto un piatto storico, i nostri bigoli all'anitra, partendo dalle anitre intere, arrostite in forno, sfilacciate a mano, e abbiamo fatto il sugo con i bigoli che andiamo a fare noi, con la pasta all'uovo, che è un classico che abbiamo qui a Vicenza, dove i nostri turisti vengono apposta per assaggiare i bigoli. Poi ho fatto anche la putana, che sarebbe un dolce tipico vicentino, chiamato anche pinza, macafame in altre città del Veneto, con lo zabaglione che montiamo al momento. È un dolce fatto con la polenta, con l'uvetta, i pinoli, i fichi, molto buono, si è accompagnato appunto, come dicevo, con lo zabaglione fatto al momento caldo. Quindi è un dolce tipico delle feste. Delle feste, delle feste si mangia nei periodi più freddi dell'anno, perché è un dolce abbastanza chiaro, calorico. Caro Gianluca, tu appunto hai questo compito anche di promuovere la cucina e comunque gli esercizi che lavorano. Rappresentare i colleghi. Quindi non solo i ristoratori, ma anche le pizzerie, i bar. Ok. Pasticcerie e pizzerie, certo. Vicenza ha una lunga storia dal punto di vista gastronomico e offre moltissimo, per esempio? Ma intanto ci tengo a dire che Vicenza è una città che parte da molto lontano a livello enogastronomico. Questa è una bellissima cosa, perché è un tramandare continuo di tutto quello che è la nostra tradizione. Parliamo di piatti classici nella memoria delle persone che vengono a trovarci e che poi ricordano. Questo è uno dei primi, bigolo con l'arna. Questo bigolo fatto con la farina di grano tenero e che una volta si trafilava con la mancina a mano, oggi con qualche attrezzatura più moderna, però è un classico. E poi certamente la pinza, o chiamiamola come si deve chiamare, puttana vicentina, ragazzi, si chiama la puttana, è un altro classico. Tutte cose che però venivano fatte dai nostri nonni, addirittura dai nostri bisnonni, per cui abbiamo piatti che vengono fatti nei ristoranti anche moderni come questi, che però raccontano quello che è la storia della nostra tradizione. E non per ultimo il baccalà alla vicentina, quello voglio dire è irrinunciabile. Abbiamo tanti turisti che vengono a trovarci a Vicenza e che spesso conoscono prima il baccalà di Andrea Palladio. Quindi questo ci fa capire di quanto siamo riconosciuti in giro con la nostra cucina vicentina, a cui teniamo molto perché appunto è una conoscenza di quello che è il territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni, e spero tanto che possa continuare anche nell'essere tramandata ai nostri giovani. Assolutamente sì, grazie anche ai ristoratori. Peraltro Daniele, voi oltre a questi piatti ne fate molti altri, immagino. Sì, abbiamo anche qualche piatto innovativo. Noi, essendo
ristoratori riconosciuti storici per il pesce, abbiamo qualche piatto di pesce anche, proponiamo dei piatti di pesce crudo, abbiamo qualche piatto innovativo in base alla stagione e diciamo le materie che si trovano. Certo, infatti la stagionalità, Gianluca Sì, ma anche la fondamentale. vicinanza con Venezia, no? Il fatto di essere Vicenza non con il mare ma senza mare, ma vedere tanti locali che fanno anche il pesce non è una stranezza, è semplicemente che storicamente, tornando sempre al discorso della storicità, la vicinanza con la ricca Venezia di La quei dominante tempi, di un tempo. lo stoccafisso è arrivato da là. Sì. Da là da Venezia arrivò a Vicenza, come tante altre cose. Poi abbiamo la nostra laguna che ci offre tantissimi bellissimi prodotti e arrivano facilmente anche qui da noi. E poi c'è la Vicenza, in questo caso rinascimentale, che ci fa assaporare ancora con più orgoglio questi piatti straordinari. Peraltro, da pochi giorni avete avuto un riconoscimento importantissimo. Importantissimo, questo non vale per Vicenza ma vale per la cucina italiana. Cioè, abbiamo avuto il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio importantissimo, quello appunto di riconoscere la cucina italiana come un blasone che ci riconosce in tutto il mondo. Per fortuna ce n'era bisogno, perché penso che tantissima gente venga in Italia proprio per la nostra cucina. E quindi all'interno di questa cucina premiata italiana ci sta anche ovviamente quella vicentina. Direi di sì. Siamo una piccola città, non siamo una grande città e cerchiamo di far bene meglio di qualcun altro perché siamo piccoli. Avete anche la fortuna che siete una gran bella città, voi siete delle care persone che si impegnano per mantenere viva la tradizione anche attraverso alcuni passaggi innovativi, ma soprattutto mettete insieme tanta gente che lavora per noi che poi gustiamo queste cose straordinarie. Ci tengo a dire che sempre per dire che siamo forti perché siamo insieme, durante l'anno tantissime rassegne enogastronomiche vengono portate avanti dai ristoratori di tutta Vicenza e provincia. Faccio dei nomi, i primi che mi vengono, ma ce ne sono veramente tante: asparagi, tarassaco, broccolo di Fiolaro. Daniele, se ne hai altri menzionali anche tu. No. Però abbiamo tantissimi prodotti tipici che ci rappresentano. Pensiamo anche alla soppressa vicentina, pensiamo al formaggio asiago, se potremmo stare qui fino a domani. Infatti. Ne abbiamo, dovete solo venire a assaggiare i nostri prodotti. Insomma, l'augurio che noi facciamo a tutti quelli che ci guardano è di, se passate per Vicenza, sappiate che la ristorazione, ma tanto quanto i bar e le pizzerie, sono pronti ad accogliervi con il massimo dell'entusiasmo. Se siete d'accordo, facciamo un brindisi per queste feste, insieme a Daniele e Gianluca. Evviva! Buone feste a tutti, Grazie. alla cucina, alla gastronomia, la tradizione e la bellezza di Vicenza. Evviva! Evviva! Evviva. Ivo Gallo! Milele Marcassa! Sei stanco? Stanchissimo! Ma dove mi hai portato? Al Polar Park a Vicenza! Campo Marzio! Racca!
Casualmente, girando per la città di Vicenza, abbiamo trovato Emanuele! Ciao ragazzi! Ciao. E ci ha caricati. Sì. E ci dà un passaggio. Beh, Sì. insomma, un passaggio sì, ve lo do volentieri, anche perché comunque noi Lexus Vicenza qui è sempre frequentata, insomma, dal nostro staff, dal nostro personale. Noi non siamo concessionari di Vicenza mica per niente, insomma. Infatti, è la tua città in qualche modo. Guarda, è bellissima questa macchina. Che macchina è? Dimmi. Sempre Lexus, sempre versione NX 450, sempre full hybrid, possibilità di averla anche plug-in, quindi insomma tutto la tecnologia Lexus a servizio dei nostri clienti. Quindi in una città che si fa salotto ci vuole anche una bella macchina. Molto bella. Sì. Serve avere l'eccellenza anche del territorio, ma anche l'eccellenza nelle macchine da usufruire nel territorio Nella stesso. mobilità, certo. Noi, ti dico la verità, dobbiamo andare in Corso Palladio, la via principale della città. E quindi io adesso non so dove siamo precisamente, ma tu sì. Ma vi ci porto io volentieri, ragazzi. Perfetto. Dai, Tu poi dove vai, Lele? Io devo andare a Palazzo Trissino. Io Palazzo Tiene. bene, guarda, il tempo di accompagnarvi pochi minuti e siamo lì e poi ci salutiamo. Sì, casomai ci rivedremo con te nella tua concessionaria. Grazie a voi, è sempre un piacere rivedervi. Grazie Emanuele! Emanuele. Evviva! Lexus. Grazie! Ciao ragazzi. Ciao, grazie! Ciao! Ciao. Ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie Emanuele. Ciao. Ciao. A presto. Guarda che bella. Ho guadagnato il piano nobile di questo splendido palazzo nel cuore della città. Siamo a Palazzo Trissino, prestigiosa sede dell'amministrazione comunale della città di Vicenza. Si accede attraverso lo scalone d'onore, dove spiccano delle statue meravigliose del Barberini e a fronte, guardando verso in alto, c'è uno stupendo affresco di Pietro Ricci. Questa è la sala di rappresentanza del Comune di Vicenza, che purtroppo è stata danneggiata al soffitto durante la Seconda Guerra Mondiale. I soffitti sono stati ricostruiti così come erano un tempo, seguendo un archivio fotografico, però invece la parte laterale e il sovrapporta sono originali, stucchi del grande artista Barberini. La cosa che colpisce l'attenzione di questa stanza meravigliosa è la presenza femminile. Ci sono 16 amazzoni che ci guardano, che ci controllano e delle rappresentazioni di alcuni momenti della storia, tutte al femminile. Per esempio il suicidio di Cleopatra e di Lucrezia. Però devo dire che la bellezza di questo luogo è rafforzata anche da questo arazzo molto recente che rappresenta davvero i simboli principali della città di Vicenza, con addirittura lo stemma, le bandiere e le medaglie che decorano la storia di questa città. Ci sono altre stanze, c'è per esempio un ciclo di affreschi in parte conservato di Giulio Carpioni, davvero molto bello, che ripercorre la storia di Santa Savina e un po' dava lustro alla potenza di questa grande, importante famiglia della città. È simbolo della rinascita di Vicenza. Vicenza è quindi una città molto ricca, patrimonio dell'umanità, dove è costante e importante la presenza delle donne, ma soprattutto è il simbolo che si può ripartire dopo un momento sconvolgente. E ora Vicenza brilla insieme a noi attraverso la sua storia, la sua arte, ma soprattutto la sua gente.
Dal 6 novembre all'8 marzo 2026 Palazzo Thiene ospita Glastress, una mostra magica. L'unione tra l'antico e il moderno, la sinergia tra l'arte artigianale e quella contemporanea. 40 opere d'arte e design che nascono dalla collaborazione tra i maestri vetrai di Murano e artisti contemporanei da tutto il mondo. Curata da Francesca Valente e Jean Blanchard, che è qui con noi, che adesso ci racconterà questa fantastica mostra. Jean, parlaci di Glastress. Nel 2009 Adriano Berengo ebbe l'idea di mostrare al mondo cosa si faceva con il vetro contemporaneo, che una volta, dice e scrive Philip di Montebello da New York, era considerato utilitario o di arredamento. No, 50-60 anni fa, prima, Costantini e Peggy Guggenheim avevano avuto l'idea di portare i grandissimi artisti a esprimersi in vetro. Poi la cosa finì, ma Adriano Berengo la tenne in mente e aprì le sue fornaci agli artisti contemporanei. Ci sono in questa mostra nel ipogeo sottoterra di Palazzo Thiene, è in una sede palladiana strepitosa, tantissimi artisti che si sono fatti onore anche nel mondo del vetro, ma non sono artisti di vetro, sono artisti che hanno anche fatto uso del medium vetro e qui si esprimono in questo modo. È stato importante portare e convincere persone che volevano esprimersi in questo modo e portarle a Murano. A Murano appunto, dove alla fornace a Berengo Studio ci si può esprimere col vetro soffiato oppure col vetro casting, oppure ci sono anche artisti che collaborano con la Berengo e fanno vetro a lume. Uno di questi è un vostro concittadino e si chiama appunto, avendo fatto tutte queste cose, Massimo Lunardon, ed ha realizzato per l'occasione una strepitosa figura, un burattino immenso. Dovete pensare che il vetro a lume è qualcosa che di solito viene realizzato in miniatura. Lui è riuscito a fare una cosa gigantesca. La grandezza dei maestri vetrai è fondamentale, ma il maestro vetraio senza l'idea dell'artista non andrebbe, cioè le persone che hanno saputo essere sia maestri vetrai che artisti sono pochissimi. Per fare un nome, diciamo Lino Tagliapietra, ma a parte questo caso, di solito il maestro vetraio si mette al servizio dell'artista e entra in una sorta di telepatia con lui. Guarda un disegno che a volte ha semplicemente uno schizzo e da questo schizzo esce un capolavoro. Poi a te avrà fatto piacere, Ivo, che di cognome fai Gallo, vedere le opere di Koen van Mechelen. Sì. Quelle strepitose unioni fra vetro, soffiato da Nicola Causin, e marmo dalle cave Michelangelo, che sono state esposte grazie al coraggio, alla lungimiranza e alla
decisione di Heike Schmidt quando era direttore degli Uffizi, il museo più visitato della Toscana, No. dell'Italia, No. del mondo. Ecco, quindi strepitose opere che venivano da Murano di fronte a dei Caravaggio da svenimento, a rischio sindrome di Stendhal. Quindi non potete perdervi questa fantastica mostra, Glass Stress. E è bello ricordare che assieme all'Olimpichetto è un regalo che Vicenza fa a tutti e quindi è completamente gratuita. Non so esprimere pienamente la sensazione che sto provando quest'oggi all'interno di queste sale. Intanto perché siamo in un palazzo prestigioso nel centro storico della città di Vicenza, Palazzo Leoni Montanari, che venne costruito nel 1676 da questa famiglia che già da 2 generazioni produceva e commerciava tessuti, che decise poi di costruire una dimora molto preziosa, questo per rientrare nelle file della nobiltà vicentina, per dimostrare il proprio potere e la propria presenza nell'economia di queste terre così arricchenti. Ecco, questo palazzo è un trionfo del barocco, un po' si discosta dall'aspetto architettonico che Vicenza ci abitua a osservare, la Vicenza di Andrea Palladio ovviamente. C'è questo edificio che si impone alla nostra attenzione sia da un punto di vista architettonico e visivo, ma soprattutto per il contenuto che esso ospita. Fa parte di questo polo museale del gruppo Intesa San Paolo, le Gallerie d'Italia, dove c'è una collezione permanente davvero straordinaria della pittura veneta. Solo per citare qualcuno, il Guardi, il Longhi per esempio, Canaletto, che potrete vedere entrando in questo luogo. Poi c'è una mostra importante dedicata alle icone russe, ma soprattutto un'area che ospita diverse mostre temporanee, di cui quella che in questi giorni possiamo osservare in questo periodo di festa nel cuore della città. È una fotografa, un'attivista, una pensatrice, una grande persona messicana di origine che si chiama Cristina Mittermeier. All'interno di queste stanze ci sono circa 80 scatti fotografici divisi in 3 tematiche. Una è legata alle popolazioni tribali, quindi c'è una sorta di racconto della vitalità attraverso questi sguardi e questi colori che ci richiama al senso dello sposalizio tra uomo e natura, in cui sembra che entrambi si rispettino a vicenda. L'idea della fotografa è quella di restituirci l'immagine di un popolo che vive in simbiosi con il paesaggio e con la natura che ospita queste comunità. Si passa poi alla grande sezione dedicata al mondo sottomarino, di cui lei è forse una delle più grandi campionesse dal punto di vista del catturare il momento. Ci sono delle immagini
legate all'acqua e alla terra che rapiscono immediatamente la vista di chiunque. Mi viene in mente quella sorta di danza di 3 fenicotteri che sembrano in posa per Cristina. C'è ad esempio un gruppo di aschi in cui si determina la sicurezza del branco capitanato dal proprio leader, che guardingo protegge la propria comunità, tanto quanto il lupo che si manifesta in una foto davvero straordinaria in bianco e nero, oppure i pinguini raccolti, quasi abbracciati in un lembo di ghiaccio che ci lascia pensare a come i ghiacciai si stiano sciogliendo, e questo creerà evidentemente poi anche una problematica non solo all'essere umano, ma a tutta la natura che il ghiaccio stesso, come altri ambienti, ospita. E devo dire che il connubio tra la natura e la presenza dell'uomo in questo caso si fa vincente. Un pensiero che ho avuto camminando per queste stanze è proprio l'idea e l'obiettivo della macchina fotografica che ci avvisa a preservare ciò che il creato ci ha consegnato. Quindi queste foto solitarie, gruppi di animali insieme, sono per noi una sorta di messaggio etico, empatico, ma soprattutto libero. Io adesso raggiungerò il Palazzo del Comune di Vicenza, dove insieme a questa grande comunità fatta di imprenditori, di commercianti, di gente che la vive, la città iscritta nel patrimonio UNESCO, per un brindisi, per festeggiare tutti insieme questo momento importante in cui si risveglia in noi il senso della pace e il senso della bellezza. Siamo all'interno di questa sala prestigiosa e siamo con il sindaco Giacomo Possamai e i commercianti del centro storico. Sindaco. Vi vogliamo invitare a venire a Vicenza perché tra videomapping, luminari e mostre sono feste davvero speciali, ma speciali sono anche i nostri commercianti, le tantissime attività nel centro storico e nei quartieri, quindi Vicenza è pronta ad accogliervi, vi aspettiamo. Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves. Da Ivo Gallo, da Lele Marcassa, ma soprattutto dal sindaco Giacomo Possamai e da tutti i commercianti della città. 1, 2, 3, buone feste! On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans are swimming, 6 geese laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5
turtle dove and a partridge. Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Finisce questo nostro viaggio nella stupenda Vicenza. Uno spettacolo. Se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiuderei con un pensiero di Goffredo Parise, che diceva: sono nato a Vicenza, una città di pietra grigiastra, dalle colonne spropositate, che in molti punti sembra finta, fatta di magnifiche quinte teatrali. Anche Vicenza lo è, e non è mai stata per me una città, ma appunto un teatro. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. finisce questa nostra avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Vicenza a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.